Da stamane in campo la task force sui Colli Asolani per cercare la 43enne ucraina scomparsa da 2 settimane. La procura indaga per omicidio. 53enne carabiniere in congedo che aveva lavorato anche a Padova, ucciso dopo una brutale rapina in casa in Brasile. Gli assassini gli sparano e gli tagliano le dita con un macete. 4 denunciati della Digos e altri in via di identificazione dopo l'irruzione del Veneto Fronte Schinez in una serata sull'immigrazione a Como, ma il gruppo di ultradestra ribadisce: leggeremo altri documenti. Allarme sicurezza, anziano padovano affronta il ladro che stava rubando in casa, l'uomo ferito nella colluttazione. Dipendente di una catena di negozi nel Vicentino scappa con soldi e merce, l'uomo ha sottratto poco meno di 100.000 euro trasferendosi all'estero. Pedemontana, soldi in cassa, i fondi stranieri hanno versato oltre 1,5 miliardi di euro, Zaia esulta, il rischio di una grande incompiuta si allontana. 2 tappe venete per il Giro d'Italia 2018, non solo la Marca Trevigiana, passaggio anche nel Veneziano e nel Bellunese, tra i comuni toccati pure Cona e Sappada. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali che torna a occuparsi del giallo di Cornuda. Potrebbe essere un giorno decisivo oggi per questo mistero, il mistero della 43enne ucraina scomparsa ormai da 2 settimane. C'è una task force in azione, una vera e propria task force in azione stamane sui Colli Asolani, anche gli speleologi in campo per cercare la donna o purtroppo si teme il corpo della donna, perché la procura, dopo il suicidio del compagno cinquantenne e soprattutto il ritrovamento dell'auto, indaga per omicidio. Il giorno delle ricerche, quelle massicce, con tutti i mezzi a disposizione per battere a tappeto i boschi intorno a Forcella Mostacin. Una trentina di soccorritori insieme ai cani molecolari dalle 7:30 di stamattina alla ricerca di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa ormai da 2 settimane, mentre il compagno, il cinquantenne italo-francese Daniel Pascal Albanese, si è tolto la vita tra sabato e domenica nella casa in cui la coppia viveva a Cornuda. Così si è deciso nel corso del vertice convocato in prefettura ieri pomeriggio per stabilire le modalità con cui procedere. Non si fa mistero, non tanto nelle sedi istituzionali quanto sul campo, di cercare un corpo, anche se tutti sperano che quello dell'interprete ucraina sia un allontanamento volontario. Ma dettagli inquietanti, non ultimi i biglietti lasciati dall'ingegnere suicida, fanno temere che lo scenario sia un altro, e per questo la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio. Del più ampio spettro di accertamenti, dal sequestro della casa di Albanese e dell'auto della donna ritrovata a Maser ad eventuali autopsie. Quello di oggi potrebbe essere il giorno decisivo, intanto le famiglie vivono queste giornate con il fiato sospeso, nel dolore e nella speranza che alla tragedia non se ne aggiunga un'altra, quella di Albanese, nell'angoscia per la sorte della 43enne, la famiglia di Sofia, che neanche alla madre e alla sorella, a cui era molto legata, ha dato dallo scorso 15 novembre più notizie di sé. La cronaca ci porta in Brasile perché? Perché il 53enne Mario Simone, carabiniere in congedo che aveva lavorato a lungo a Padova e vissuto a Conselve, sempre nel Padovano, è stato ucciso brutalmente durante una violenta rapina in casa nella sua abitazione in Brasile. Una rapina violentissima, colpito da diversi proiettili, le dita delle mani, a quanto riportano i quotidiani di Salvador de Bahia, che gli sarebbero state amputate con un macete. È morto dopo 10 giorni di agonia in Brasile, la terra dove viveva da una decina d'anni Mario Simone, ex carabiniere, 53 anni, un servizio nell'Arma che lo aveva portato fino al 2006 anche tra Conselve e Bagnoli di Sopra, nella bassa padovana. Dopo il congedo, il trasferimento in Brasile, un anno fa era sfuggito a una prima rapina, 10 giorni fa non ce l'ha fatta. Dopo una lunga agonia, il fratello accanto, Mario Simone, è morto. Le indagini sono in corso, i familiari chiedono che sia fatta giustizia. Ha suscitato molte polemiche il caso della irruzione di un gruppo del Veneto Fronte Schinez 2 sere fa durante una serata a tema immigrazione organizzata dai gruppi di volontariato a Como per leggere un proclama, un volantino, mentre la Digos sta identificando tutti i partecipanti, ne ha già denunciati 4, però gli stessi Schinez, lo stesso gruppo di ultradestra ribadisce la volontà di continuare con queste letture.
Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. 4 di loro sono già stati identificati e denunciati, ma la Digos sta identificando anche gli altri per accusarli tutti e 16 di violenza privata. Eppure loro, gli esponenti di Veneto Fronte Schienezza, non arretrano di un passo, anzi, dopo l'irruzione alla riunione di 2 sere fa all'Assemblea Pubblica Como Senza Frontiere, interrotta tra lo sgomento dei presenti per leggere un volantino proclama di accuse contro l'immigrazione, il gruppo di ultradestra Veneto, che tra i suoi appartenenti conta persone da tutto il nord, ha pubblicato un comunicato ribadendo l'iniziativa. Vi garantiamo che ne seguiranno altri, ha scritto, tutti permeati dello stesso vigore. E precisano, nessuna aggressione, nessuna violenza, solo la lettura di un documento. Il problema è che tutto questo è avvenuto senza che gli organizzatori della serata, ARCI, ACLI, CGIL e gruppi di volontariato, potessero fare alcunché per impedirlo. I militanti di ultradestra sono entrati nel locale e si sono messi attorno al tavolo dove stavano discutendo una decina di persone. Hanno interrotto la riunione e un portavoce ha letto il testo di un volantino dal titolo Como Senza Frontiere, ipocriti di mestiere. Nel testo critica le politiche nazionali sull'immigrazione, definita invasione, e alle associazioni in particolare accusate di essere composti di soloni dell'immigrazione a ogni costo, guidate da una logica schiavista e una logica malata. Una vicenda che ha sollevato un vespaio di polemiche. La CGIL ha chiesto al prefetto di Como la convocazione di un tavolo urgente, mentre i deputati PD Emanuele Fiano, Chiara Braga e Mauro Guerra hanno firmato una interrogazione al ministro Minniti parlando di intimidazione in stile squadristico e azione gravissima e inaccettabile. Incapaci di vedere che la loro logica... Torniamo in Veneto, questa era l'irruzione, diciamo, la lettura a Como da parte del Veneto Fronte Schienezza. Torniamo, dicevamo, a Padova per parlare di sicurezza nelle abitazioni, la piaga che resta sempre aperta, a farne le spese anche un anziano che però ha affrontato il ladro però con pesanti conseguenze. Ha tentato di intrufolarsi in un'abitazione in piena notte per rubare una macchina, ma un 23enne ecuadoregno è stato scoperto dal proprietario del mezzo, un 73enne, che, armato di bastone, ha tentato di scacciare il ladro. L'uomo, però, è riuscito a strappare la mazza all'anziano e lo ha picchiato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e arrestato il giovane. Ladro e vittima sono finiti in ospedale con lievi escoriazioni. Sempre da Padova la paura per l'incendio di un silos in zona industriale, appunto nella città padovana. Fumo nero e denso, la nube scura ha creato allarme nella zona industriale di Padova. L'incendio è divampato all'interno di un silos di via della navigazione interna. Silos che era adibito all'aspirazione di polveri di un'azienda produttrice di isolanti termici. I pompieri, accorsi con 3 mezzi, hanno subito provveduto al raffreddamento dell'area, poi lo svuotamento e la messa in sicurezza dell'impianto. Le cause che hanno innescato le fiamme sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Dal veneziano ora con un 77enne vicentino che era entrato in ospedale a Milano per un'operazione di routine ed è poi morto. Per questo la procura ha avviato un'inchiesta, ci sono 11 persone indagate. Un intervento di routine al cuore finito male e 11 persone tra medici e infermieri sono finiti nel registro degli indagati. A perdere la vita un 77enne vicentino a seguito di un'operazione cardiochirurgica nell'ospedale di Milano. Sarebbe stata l'Ulstre a notificare la morte alla procura, che di rimbalzo ha disposto l'autopsia sulla salma. Il personale di cardiochirurgia, si apprende, è stato inserito tra gli indagati per essere tutelato. I medici potranno delegare consulenti personali durante l'esame autoptico al corpo dell'anziano. Dopo essere stato trasferito in rianimazione, l'uomo sarebbe morto per ischemia cerebrale. Ora spetterà all'autopsia capire se il decesso sia collegato all'intervento chirurgico o a qualche tipo di negligenza dello staff sanitario nel corso dell'intervento. L'azienda sanitaria ha comunque specificato come il paziente avesse una storia clinica piuttosto complessa, dal momento che non tollerava una terapia farmacologica anticoagulante. Il dipendente, il commesso di una catena di negozi, scappa con i soldi e con la merce dello stesso negozio. L'uomo avrebbe sottratto quasi 100.000 euro trasferendosi poi in Brasile e facendo perdere le proprie tracce. Una storia che viene da Vicenza.
Il sogno proibito di molti, rifarsi una vita in un altro paese. Lui, commesso vicentino di 39 anni, ci è riuscito. Peccato però che lo abbia fatto con i soldi del negozio per il quale lavorava. L'uomo, infatti, accusato di appropriazione indebita, si sarebbe appropriato fra merci e contanti di poco meno di 100.000 euro, quindi si è licenziato e trasferito in Brasile, dove del 39enne peraltro si sono perse le tracce. Il commesso era stato assunto anni prima da una società di Milano che gestisce numerosi negozi sparsi in tutta Italia. Il 39enne, dopo vari spostamenti, era arrivato a lavorare in un negozio in Viale della Pace, dove gestiva in autonomia, occupandosi di tutto, compresa la contabilità. Le indagini hanno poi appurato varie incongruenze tra capi venduti e i guadagni e le rimanenze di magazzino. Insomma, il 39enne, raggiunto il gruzzolo desiderato o temendo di venire scoperto, ha deciso di licenziarsi e far perdere le proprie tracce. Parliamo adesso della pedemontana veneta, con i soldi finalmente definitivamente in cassa, perché i fondi stranieri hanno versato oltre 1,5 miliardi di euro, quindi si allontana sempre di più, anzi si conclude, non c'è più lo spettro di una grande incompiuta del cantiere in partenza. La pedemontana è uscita finalmente dal limbo. Con queste parole il governatore Luca Zaia ha annunciato il versamento ai costruttori della superstrada di 1,5 miliardi di euro da parte dei fondi stranieri. 1,570 milioni per l'esattezza, di emissioni obbligazionarie pagate al consorzio che entro il 2020 dovrebbe consegnare la nuova arteria che collegherà Treviso e Vicenza. Il commissario all'opera Marco Corsini si è spinto anche oltre, annunciando che non sono escluse aperture parziali della tratta prima della scadenza fissata. I cantieri, dice Corsini, non si sono mai fermati. La quota di avanzamento dei lavori è attualmente al 30%, un'arteria destinata a rivoluzionare la viabilità di uno dei distretti industriali più vitali d'Italia, ha rimarcato il presidente della regione, non esente tuttavia da critiche e forti opposizioni su cui continuano a pesare il ricorso al TAR di Salini in Pregilo e il duro scontro sul numero dei transiti che per il Codacons potrebbe causare ai veneti un debito pluridecennale, ma i numeri e soprattutto i soldi in cassa dicono che di sicuro la pedemontana ha convinto gli investitori stranieri, il cantiere va avanti e il rischio di una grande incompiuta si allontana. La cronaca adesso, ritorniamo alla cronaca, e una cronaca che ci porta a Venezia per parlare ancora una volta di un furto, ma è un furto particolare. A compierlo un senza tetto in un negozio di abbigliamento, l'uomo è stato bloccato dalla polizia, ma alla fine non c'è stata nessuna denuncia. Sentiamo perché. Ladro clochard era entrato in un negozio di abbigliamento in Campo San Luca a Venezia e dopo essersi aggirato tra gli scaffali dei banchi di vendita ne era uscito con 2 camicie del valore complessivo di 80 euro, ma senza passare prima per la cassa. Il fare sospetto del vagabondo non era passato inosservato ai commessi, al punto che uno di loro, accorgendosi del furto, lo aveva inseguito fino a raggiungerlo. Il fatto martedì scorso nel tardo pomeriggio. Fuga terminata a San Marco in mezzo alla calca di turisti e residenti, con gli agenti della polizia che hanno fermato e bloccato il ladro, il cui furto è stato però perdonato dal proprietario del negozio, che infatti, magnanimo, visto l'evidente stato di indigenza del senza tetto, preso da compassione, non ha voluto sporgere denuncia contro di lui. E non saranno invece probabilmente denunciati gli autori di una vera e propria razzia che è avvenuta negli ultimi giorni, una razzia denunciata da Veritas in una nota, perché sono stati smontati negli ultimi giorni e rubati 44 posaceneri installati nei cestini da passeggio posizionati a Venezia, in particolare 17 rubati nel sestiere di Cannareggio, 7 a Castello, 4 a San Marco, 4 alla Giudecca e 12 a San Polo e Santa Croce. Il costo medio di un posacenere, in particolare di questi cestini, è di 60 euro, quindi il danno complessivo per Veritas e per la comunità ovviamente è di 2.640 euro. Restiamo alle veneziane adesso, parliamo però di sanità, con esami e visite specialistiche in dono ai residenti in difficoltà economiche. A Musile di Piave parte il progetto La Salute Prima di Tutto, un regalo di Natale alle famiglie, un'attenzione particolare ai bambini per le visite oculistiche, spiega la sindaca Silvia Susanna. Esami medici gratuiti in cliniche convenzionate ai cittadini in difficoltà economica, visita oculistica completa per tutti i bambini che nel 2018 compieranno 6 anni e la possibilità di donare in maniera del tutto anonima un check-up sanitario a un parente o un amico stretto. Sono questi i pilastri su cui si basa l'innovativo progetto La Salute Prima di Tutto, ideato dall'amministrazione comunale di Musile di Piave in collaborazione con la Banca della Salute. A volte si tralascia di fare degli esami anche importanti
di check-up o comunque di controllo, perché le famiglie hanno anche altre priorità, per cui la salute, cioè gli esami di routine, vengono trascurati e si tende a farli quando c'è un problema, mentre sappiamo che la prevenzione è importantissima. Il progetto si articola in 3 punti. Il primo riguarda i residenti in difficoltà economica che, dopo essersi rivolti ai servizi sociali, possono usufruire di visite gratuite in cliniche convenzionate, anche per svolgere esami che comporterebbero ritardi per liste d'attesa, come ad esempio una risonanza magnetica. Il secondo punto del progetto è quello relativo alla donazione di una visita o di un esame, seguendo il principio del caffè pagato, tramite il versamento al comune di una quota da destinare a un conoscente o un parente, anche in maniera anonima. In terza battuta è stato previsto per tutti i bambini che nel 2018 compieranno 6 anni, senza limiti di reddito, la possibilità di effettuare la prima visita oculistica completa. I bambini che nel 2018 compiranno 6 anni sono 96 a Mosile e abbiamo ottenuto 100 visite oculistiche gratuite. I bambini, quindi i genitori dei bambini evidentemente chiederanno questa visita, gli uffici si arrangeranno a prendere l'appuntamento. Le visite eccedenti saranno messe a disposizione della cittadinanza, che ne farà richiesta agli uffici servizi sociali, un progetto pilota rivolto a promuovere il valore della solidarietà, che è principio fondamentale di una comunità. È un obiettivo ambizioso anche, però insomma pensiamo che questa possa essere un'iniziativa molto valida. Le tappe venete del Giro d'Italia, ma anche la bellezza dei quartieri in alcuni scatti fotografici. Tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque il ciclismo, ieri la attesa presentazione a Milano del Giro d'Italia numero 101, quello che andrà in scena nel maggio del 2018. Allora vediamo quali parti del Veneto verranno toccate dalla Carovana Rosa. Giro d'Italia 2018 un po' avaro per il Veneto, vuoi per la scelta di far partire la corsa a tappe da lontano Israele, vuoi per la fisionomia del tracciato, quest'anno più centro-meridionale, con arrivo finale a Roma invece che a Milano. Fatto sta che saranno meno del solito i chilometri corsi dai ciclisti sulle strade della nostra regione. Solo 2 gli arrivi di tappa, a Nervezza della Battaglia, 18 maggio, e 2 giorni dopo a Sappada. O forse dovremmo dire solo uno, data la recente fuga del paese cadorino verso il Friuli. Tappa comunque interessante la 15ª, con partenza da Tolmezzo e passaggio nel cuore delle Dolomiti, attraversando Auronzo, il Passo Tre Croci e Cortina, altro comune veneto dove la tentazione di una fuga in Trentino è forte. Doveroso e già vociferato invece l'arrivo di venerdì 18 maggio. L'edizione numero 101 del Giro d'Italia non dimentica la storia e nell'anno del centenario della Grande Guerra porta un arrivo di tappa a Nervesa della Battaglia. La 13ª frazione partirà da Ferrara e attraverserà le province di Rovigo, Padova e Venezia, con un passaggio anche a Cona, dove si spera che, per il maggio del prossimo anno, la Carovana Rosa non resti impigliata in mezzo ad una protesta di migranti. I corridori entreranno poi nella Marca per lambire Treviso e deviare sul Piave a Maserata e quindi ripiegare sul Montello, dove percorreranno un circuito di 30 km prima di arrivare a Nervesa. Parliamo di quartieri, spesso i quartieri restano dimenticati o comunque perdono il confronto ovviamente con il centro storico delle città, ma anche i quartieri possono essere belli, soprattutto se li valorizza un fotografo come Orio Frassetto, fotografo trevigiano, che in mostra a Palazzo dei 300 propone 75 scatti che raccontano le periferie di Treviso. La Treviso dei quartieri, 75 scatti in bianco e nero che completano lo sguardo sulla città realizzato dall'associazione nata dal lavoro e dall'esperienza lunga oltre mezzo secolo del fotografo trevigiano Orio Frassetto. Fotografare i quartieri era un nostro preciso impegno, dice lui stesso. Piccoli centri, aree della città con caratteristiche e identità proprie. Quartieri che tra i candidati sindaco del capoluogo sono già terreno di scontro, quasi fossero una frontiera dimenticata. Ma chi la città la osserva da decenni la pensa diversamente. Io dico che i nostri quartieri, se li guardiamo bene, sono belli. Non ci sono i quartieri, le periferie, sono dei quartieri vivibili tranquillamente, senza nessun problema. Per dire cosa ci vorrebbe di nuovo, la polizia c'è, le strutture ci sono,
le attività commerciali ci sono, non manca niente praticamente. Un elemento per aggiungere bellezza? Frassetto non ha esitazioni. Alberi, verde. Ma un professionista come Frassetto, classe 1942, cosa resta da fotografare di Treviso? I dettagli, dice. I cancelli, ci sono dei portoni, ci sono degli interni, delle corti interne sulle case anche storiche. E quella è la cosa che la gente praticamente non riesce a vedere. Come sempre vi ricordiamo i numeri e le modalità per segnalare problemi, disagi allo dico ad Antenna. In sovraimpressione vedete le modalità, redazione@antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Siamo quasi in chiusura, solo per ricordarvi che fra pochissimo andrà in onda ore 13, alla giornata della CGIL oggi, quindi parleremo della battaglia per le pensioni. In studio Paolino Barbiero, segretario CGIL Pensionati, Silvia Bresolin, direttrice Patronato Inca e Fiorella Ceccato del Patronato Inca. Questa sera 20:10, ospiti in studio Giovanni Prearo, presidente di ANCE Veneto, e Romolo Bugaro, avvocato e scrittore. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Ultime piogge sulle nostre regioni, ma tempo in via di miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo moderatamente instabile, ancora con qualche precipitazione possibile sulle province centro-orientali, ma in esaurimento entro sera. Deboli nevicate sopra i 600-700 metri. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 8 gradi, valori notturni attesi tra -2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Ancora cielo spesso coperto con precipitazioni via via più diffuse sulla Venezia Giulia, piogge in esaurimento entro sera, neve sopra i 700 metri. Temperature massime comprese tra 6 e 10 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 6 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tempo in deciso miglioramento con scarse precipitazioni segnatamente sui confini esteri e sui settori più orientali, nevose anche a bassa quota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori notturni tra 0 e 2 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno moderati da ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.